Il giallo sembra essere stato risolto nell'arco di una notte con il fermo di un giovane marocchino di 23 anni. Sarebbe lui il presunto killer di Marcella Boraso, la 59enne padovana trovata senza vita nel suo appartamento dai vigili del fuoco, che nella tarda mattinata di mercoledì erano stati allertati da alcuni vicini di casa preoccupati per una nuvola di fumo che usciva dall'abitazione della donna in questo condominio Ater in via Croce Rossa, Portogruaro. Fin da subito nessuna ipotesi è stata esclusa, anche perché le ferite alla testa sembravano poco compatibili con una semplice caduta. Da lì i carabinieri di Portogruaro, coordinati dalla procura di Pordenone, hanno iniziato a sentire i conoscenti della donna, in particolare gli amici frequentati negli ultimi giorni. Tra loro il 23enne che, dopo essere stato ascoltato dai militari, ha chiamato il fratello. Telefonata prontamente registrata nella quale il giovane riferisce che forse Marcella è caduta e ha sbattuto la testa, particolare che lo ha incastrato visto che la donna è stata trovata morta da sola in casa e con la porta chiusa. Come faceva quindi a saperlo? È uno degli elementi univoci e concordanti che sono stati raccolti per arrivare al fermo da parte del pubblico ministero. Ci sono poi delle tracce scoperte sul bidet in bagno compatibili con la ferita alla tempia. Contro il sanitario sarebbe stata sbattuta violentemente la testa della donna. Tracce ematiche sono state trovate anche sui muri in quello che nelle prossime ore potrebbe rivelarsi il suo mattatoio, la vera scena del crimine. Trovato anche il collo di una bottiglia, altra possibile arma contundente. Lo stesso giovane avrebbe inscenato poi il finto incendio. È un quadro criminologico particolarmente rilevante. I due, si è scoperto, si conoscevano, entrambi frequentavano il SERD per problemi di alcol e la stessa Boraso era stata sentita recentemente dai militari per un furto attribuito al marocchino. La donna avrebbe riferito di un rapporto burrascoso fatto di liti e richieste di soldi per le sigarette. Nel maggio scorso, sempre il giovane era stato smascherato da un servizio della trasmissione Striscia la Notizia per una serie di furti commessi in una lavanderia in città. Nel suo garage fu ritrovata diversa refurtiva. Ora su di lui pende un'accusa ben più pesante.